9 tra i più influenti travel blogger italiani e stranieri per raccontare sul web il turismo nella Marca Trevigiana. Questo è l'obiettivo del progetto #Marca Treviso in Verde, un viaggio tra reale e digitale alla scoperta delle proposte di turismo green nella provincia, terza tappa del progetto di promozione 3.0 promosso dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso. Il primo dei 3 giorni per documentare i paesaggi più suggestivi della provincia, all'insegna dell'#Marca Treviso in Verde, si è svolto nel Parco del Sile, attraversato dai blogger lungo la Trevisa Ostiglia, con partenza dalla rotonda di Badoere, in sella alle biciclette del servizio noleggio della Proloco di Morgano. È un percorso nato 11 anni fa attraverso il servizio civile, dove la Proloco ha creato appunto all'interno di questo servizio 2 itinerari che partendo dalla piazza di Badoere si arriverà alle sorgenti del Sile e poi l'altro percorso che sempre da Badoere partendo si arriverà ai Mulini di Quinto. Noi mettiamo a disposizione le biciclette a titolo gratuito per tutte le scolaresche. Abbiamo poi una squadra di pronto intervento nel caso queste biciclette si dovessero, ahimè, può anche capitare che si possano rompere, dove interverranno immediatamente per sostituirla. Quindi noi in questo senso ce la mettiamo tutta per promuovere il territorio, anche attraverso le biciclette. Da Badoere i blogger hanno poi preso la via della Porta dell'Acqua, andando alle sorgenti del Sile attraverso la Greenway che ne costeggia il corso e che è parte dell'itinerario ciclabile di 560 km che collega Monaco di Baviera a Venezia. Abbiamo una rete ciclopedonale lunghissima e possiamo arrivare fino al mare. Soprattutto da qua partiamo da Casa Corvive del Lago, abbiamo il Gran Bosco di Fontanassi, questa bellissima polla di risorgiva e chiaramente possiamo percorrere 95 km di fiume più lungo d'Europa. Noi insieme al Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso cerchiamo di promuoverlo attraverso poi i blogger che sono restati estasiati di questo bellissimo ambiente naturale e devo dire che ce ne sono pochi così in Italia e credo che per loro sia un'oasi da catturare in uno scatto che poi può essere seguito da tutto il mondo. Concluso pagaiando nelle acque del Sile insieme a Canoa Club Quinto, il primo giorno di Marca Treviso in Verde ha messo in luce in modo nuovo il lato green del turismo di Marca, grazie ad un progetto realizzato con il contributo di Camera di Commercio Treviso e Belluno, Consorzio di Imprese Pedemontana Veneta e Colli e Consorzio di Imprese Città d'Arte. Noi stiamo passando da un concetto di promozione della destinazione turistica ad un concetto di destinazione di promozione, del prodotto turistico, quindi il green piuttosto che altre situazioni sono i nuovi prodotti turistici. È evidente che c'è anche un percorso culturale che dobbiamo fare con gli operatori, con gli albergatori, la ristorazione, tutti coloro che si occupano a vario titolo di servizi turistici. Sono finiti i sistemi turistici locali, stiamo entrando nel nuovo concetto previsto dalla legge 11 con le OGD, ci sono le reti d'impresa che avanzano e soprattutto c'è un ritorno ad una relazione importante tra l'ente pubblico e i privati. Ecco, io credo che i prossimi anni, anche grazie a questo evento, saranno determinanti per il futuro del turismo della Marca Trevigiana.